Mercoledì 23 ottobre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco da te Emanuela per vedere come i quotidiani stamattina, i quotidiani regionali trattano alcune delle notizie che chiaramente faremo vedere e sentire fra non molto. Intanto diciamo che stamattina nel corso del nostro appuntamento ci occuperemo di aggressioni ai sanitari, che sono sempre più ricorrenti, del restyling del porto di Catania, ma anche di turismo. La stagione invernale di fatto è già partita. Cominciamo allora con le notizie del giorno. In primo piano c'è sicuramente il maltempo, si contano i danni e si stanno anche spalando non solo il fango ma anche i detriti. La zona ionica paga un prezzo davvero pesante. Giarre e Mascali sono state le zone più colpite dalla bomba d'acqua di ieri, mentre sulla A18, la Messina-Catania, un fiume d'acqua praticamente ha attraversato la carreggiata. Una pioggia record anche su Taormina. Vediamo e sentiamo il servizio. Tuoni, fulmini, una pioggia torrenziale e a Giarre, Mascali e Riposto è stata l'apocalisse. Fango e detriti trascinati dall'acqua e strade trasformate in torrenti. Nelle immagini vediamo alcune auto rimaste intrappolate. Danneggiati negozi, garage e appartamenti. Un temporale violento e imprevisto che ha colto di sorpresa tutti. Anche l'autostrada Catania-Messina in breve tempo è diventata un pantano. Tra le zone più colpite il Messinese, con oltre 300 mm di pioggia caduti nella zona di Nizza e Fiume di Nisi, sino ai 400 e oltre tra Taormina e Fiumefreddo. A Nizza il mare in tempesta ha trascinato fango sulla strada, sorvegliati speciali torrenti per pericolo di esondazione, soprattutto quello di Nisi. La passerella, che consentiva il passaggio tra Ali Terme e Nizza di Sicilia, è stata sommersa e l'unica alternativa è rimasta l'autostrada. Ma disagi alla viabilità si sono registrati in tutte le zone colpite dal maltempo. E allora, il maltempo è un tema ricorrente in questi giorni, ma soprattutto i danni causati da questi fenomeni piuttosto violenti. Emanuela. Sì, fango e detriti, come sentivamo nel servizio, soprattutto nel catanese a Giarre e Mascali. Vediamo dalla Sicilia un fiume di fango a Santa Maria la Strada. L'abbondante pioggia caduta tra lunedì e ieri ha colpito Giarre, Riposto e Mascali. Disagi anche sulla strada statale 114, e qui vediamo appunto i luoghi, quindi siamo sul confine tra Giarre e Mascali, lungo la strada statale, dove c'è stato appunto questo fiume di fango che si è riversato sulle principali vie cittadine. Ecco qui il fiume di fango che ha invaso Santa Maria la Strada, creando non pochi problemi. Chiusa anche la 114 con il sindaco di Giarre Cantarella, che è andato sui luoghi per ringraziare il lavoro dei vigili del fuoco. Qui vediamo anche persone che intente a rimuovere il fango che è entrato anche nei locali e nelle abitazioni chiaramente del primo piano. Allora, sempre sul tema maltempo e quindi la situazione difficile nella nostra regione, la giunta Schifani ha stanziato quasi 3 milioni di euro per i danni provocati da questi nubifragi. Si è insediato anche il nuovo commissario per l'emergenza, lo ha sentito per noi nella giornata di ieri Luca Ciliberti. Sentiamo allora le sue prime parole. Quasi 3 milioni di euro, una prima parziale tranche di fondi che serviranno per interventi strutturali urgenti a causa del maltempo. Pochi, solo il sindaco di Licata ha stimato danni per oltre 15 milioni di euro tra strade interrotte, caseggiati e colture. Ed è proprio per le aree agricole della piana di Licata, maggiormente colpite, che saranno oggetto di una stima più dettagliata da parte dell'assessorato dell'agricoltura. Schifani ha riunito la giunta e ha nominato un commissario, Giulio Alongi, dirigente dell'assessorato alle infrastrutture ed ex capo del Genio Civile. Ho il dovere di aiutare la popolazione con quello che la giunta mi ha affidato e con quello che abbiamo stimato per questi 5 interventi, che reputiamo quelli più importanti, che hanno lasciato veramente il segno. E su questi io mi sto concentrando. Devo dire che mi attiverò su Catania già da domani e manderò i funzionari dell'ufficio del Genio Civile per capire le cose più importanti da fare nell'immediato e darne contezza alla giunta regionale.
5 dunque gli interventi prioritari. Alla foce del fiume Salso, a Licata nell'Agrigentino, sul fiume Dittaino si interverrà con il rifacimento degli argini attraverso il riposizionamento di massi ciclopici, a Enna dove una frana di notevoli dimensioni ha causato la chiusura al transito dell'intera sede stradale e la sospensione di alcune attività commerciali. Sull'isola di Stromboli dove verranno effettuati interventi per la rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione, in particolare nella frazione di Ginostra dove saranno rimossi i residui alluvionali che rendono impraticabili diverse strade del centro abitato. E ora torniamo ad occuparci delle aggressioni negli ospedali, lo faremo più avanti anche nel corso della nostra trasmissione. In Sicilia passa la linea dura, un arresto al Policlinico di Palermo, la SEUS, la società che gestisce le ambulanze, si costituisce parte civile e denuncerà chi danneggia i mezzi. Sentiamo. Linea dura contro aggressioni e atti di violenza negli ospedali. A Palermo la polizia ha arrestato un immigrato di 30 anni per resistenza pubblico ufficiale. Con fare minaccioso si era presentato al pronto soccorso per richiedere una prestazione sanitaria, tentando di scagliarsi contro dei medici per poi inveire contro i poliziotti in servizio, che hanno richiesto l'intervento dei colleghi delle volanti e portato l'uomo in commissariato. E nel processo per un altro arresto avvenuto a Fiumefreddo di Sicilia, dove un uomo ha aggredito gli uomini del 118 durante un soccorso, la SEUS, la società che gestisce le ambulanze, si costituirà parte civile. Ad annunciarlo il presidente Riccardo Castro, che promette denunce e segnalazioni alle forze dell'ordine anche per l'interruzione di pubblico servizio per le ambulanze costrette al fermo tecnico in seguito ai danneggiamenti subiti. La nota del Policlinico di Catania che annuncia tolleranza zero contro atti di violenza e aggressioni al personale. Torniamo di nuovo da Emanuela ai quotidiani regionali. Vediamo Repubblica Palermo, video sulle ambulanze, bodycam agli operatori. Questa è la controffensiva del 118 che avevamo già annunciato ieri. Le aggressioni sono state 20 in un anno, 7 da luglio a oggi. La SEUS, noi parte civile, e qui vediamo una foto così emblematica di una ambulanza con il vetro spaccato proprio dopo una aggressione. E ancora vediamo Riccardo Castro, il presidente della SEUS, e Fabio Genco, direttore del 118, che hanno annunciato queste novità per difendere appunto i soccorritori. E allora, adesso invece voltiamo pagina, ci occupiamo ancora una volta della strage di Altavilla, le padelle, gli utensili del cammino usati per le torture dello scorso febbraio negli scatti dei carabinieri del RIS all'interno proprio di questa villetta degli orrori, e si attende adesso l'esito della perizia psichiatrica di Barreca. Gli utensili del camino e le padelle usate per torturare le vittime, le scritte religiose sui muri fatte dalla figlia maggiore come da sua ammissione. Sono le foto scattate dai carabinieri del RIS nella villetta degli orrori di Altavilla Milicia, dove si è consumata la strage familiare tra il 10 e l'11 febbraio, vestita da rito di purificazione dalla possessione del demonio, in cui hanno perso la vita Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni, e per la quale sono 4 gli indagati. Oltre al capofamiglia Giovanni Barreca e la figlia maggiore 17enne, anche una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Antonella, prima di perdere la vita, è stata colpita più volte con una padella, probabilmente una di quelle sequestrate nella casa. Confermo le torture e la figlia a parlare, ma non so come è morta mia madre, se per infarto, quando sia io che mio fratello le davamo calci e mia madre non reagiva più. Mentre veniva torturata non poteva né mangiare né bere, quando veniva colpita con la pentola aveva una fascetta trasparente ai polsi. Mentre Barreca e la ragazza hanno confessato, Carandente e Fina hanno sempre sostenuto di avere preso solo parte alle preghiere organizzate per scacciare il demonio e di non essere stati nella casa durante i delitti, ma le analisi dei tabulati dei cellulari della coppia dicono il contrario. Intanto si attende l'esito della perizia psichiatrica disposta su Giovanni Barreca, previsto il 13 novembre. Una settimana prima, il 7 novembre, il GIP Nicolaiello, che processa la ragazza, potrebbe disporre una perizia sulla giovane indagata. In attesa allora della perizia psichiatrica su capofamiglia Barreca, andiamo da Emanuela per avere altri particolari di questa vicenda.
Sì, vediamo sulla Gazzetta del Sud, nella villetta degli orrori, i delitti per scacciare Satana, il racconto della figlia di Barreca, così abbiamo ucciso mamma e i miei due fratelli. Confermo le torture, ha detto la 17enne, ma non so come è morta mia madre, se per infarto o quando sia io che mio fratello le davamo calci. Prima i calci li ho dati io e poi Kevin. In quel momento mia madre non reagiva più, mentre veniva torturata non poteva né mangiare né bere. Quando veniva colpita con la pentola aveva una fascetta trasparente ai polsi. Un racconto agghiacciante, Angelo, soprattutto perché a farlo appunto è una ragazzina di soli 17 anni e rivolgendosi in questo racconto alla madre. E poi vediamo sulla Sicilia, arriva la perizia sul papà Santone. Il 13 novembre previste le conclusioni dell'esame psichiatrico di Barreca. Nelle foto inedite del RIS, la stanza appunto con gli strumenti che sono stati utilizzati per questo macabro rito per torturare le vittime, ed ecco uno degli interni di questa casa degli orrori. Vediamo anche su Repubblica Palermo scene da film horror, così scrive oggi il quotidiano, le foto degli interni della villetta della strage, e qui appunto gli arnesi utilizzati per questo massacro familiare. Vediamo soprattutto delle padelle in primo piano, ma vediamo anche le altre notizie, quindi partiamo con la nostra rassegna stampa regionale. Vediamo Repubblica Palermo, la prima pagina, c'è la sanatoria in primo piano e i piani regolatori. Ritorna la lobby del cemento. Polemiche sul consumo del suolo dopo gli allagamenti all'ARS. 3 diversi DDL su cubature e abusi edilizi. Asse tra Fratelli d'Italia e Democrazia Cristiana per regolarizzare le case sulla costa, quella famosa sanatoria che era rimasta un po' al palo alla regione proprio per le villette costruite a pochi metri dalla costa. La manina di un consulente arrestato per corruzione, scrive oggi Repubblica. E poi vediamo le altre notizie. Per quanto riguarda le province si ritorna a parlare di una elezione diretta e poi questo evento che vediamo a centropagina, una foto di migranti alla Zisa, ritorna il Festival delle Letterature Migranti, 50 incontri per raccontare l'integrazione. Andiamo a vedere intanto la notizia in primo piano, questo salvacasa, sanatoria, PRG, l'assalto del partito del cemento. All'indomani dell'allarme di Musumeci sul consumo del suolo, all'esame dell'ARS appunto queste 3 diverse norme che vanno però in senso contrario, cioè regolarizzare quelle costruzioni abusive sostanzialmente, chi più chi meno. Asse tra Fratelli d'Italia e la Democrazia Cristiana appunto per quanto riguarda le case sulla costa, e poi questa scoperta appunto di Repubblica che c'è dietro la manina in commissione di un consulente appunto arrestato per corruzione. E qui vediamo, perché chiaramente la polemica è associata anche alle alluvioni, alle piogge. Qui vediamo proprio l'alluvione che ha fatto esondare il Salso nell'Agrigentino, una delle zone che è più colpita da questo maltempo e a quanto pare è una anche delle zone con maggiore tasso di abusivismo. L'attacco di PD e 5 Stelle, basta con la solidarietà ipocrita agli alluvionati, se poi di fondo insomma non si interviene anche in questo senso, cioè evitare di costruire laddove non è possibile. E poi vediamo anche la battaglia sulle province, il centrodestra rilancia l'elezione diretta, niente intesa sulle candidature, oggi in commissione il DDL per tornare subito al voto popolare, blindata intanto la manovra. Vediamo la prima pagina della Sicilia di oggi. Manca l'acqua, stop alle gallerie RFI condotte da Villarosa e Termini. Il cantiere ferroviario sulla Palermo-Catania viene bloccato proprio per mancanza di acqua. E poi il cavo Sardegna-Sicilia
attraversa una casa, stop del TAR anche a quest'altro cantiere. Terna aspetta il ricorso. Vediamo la stanza di Satana, quindi la fotonotizia dedicata proprio a queste immagini che sono state rese note sulla strage di Altavilla Milicia, immagini del RIS con gli utensili utilizzati per le torture alle vittime. E poi la notizia in primo piano è questa: il Consiglio dell'Unione Europea che dice gli italiani sono razzisti, ma in realtà questa accusa viene rivolta alle forze dell'ordine. Vedremo meglio tra poco con la rassegna stampa nazionale. Restiamo con i fatti siciliani. A Catania, nuovo procuratore. Ecco le armi al TAR dei tre rivali di Curcio. Era senza i requisiti. E poi a Palazzola Creide, questa storia incredibile, con la scusa della pizza tentano di stuprare in casa una 54enne, sono stati arrestati due giovani. Andiamo a vedere anche all'interno. E quindi vediamo questa notizia, se riusciamo, ecco qui, a Palazzola Creide. In casa per una pizza, poi abusi su una donna di 54 anni. Con la scusa di bere una birra e farle compagnia erano entrati a casa di una donna della quale hanno tentato di abusare sessualmente. La reazione della vittima li ha messi in fuga, facendo scattare le indagini dei carabinieri, culminate con il fermo appunto di due giovani, che è stato poi convalidato dal giudice. La vicenda appunto arriva da Palazzolo nel siracusano. Vediamo anche la prima pagina della Sicilia di Catania, Corso Sicilia e emergenza sociale. Passeggiata di assessori, residenti e operatori nella City per trovare soluzioni contro il degrado. Presto ci sarà un altro centro di accoglienza per senza fissa dimora, annuncia l'assessore Bruno Brucchieri. Perché? Perché purtroppo il Corso Sicilia è invaso di notte, soprattutto dai senza tetto che appunto dormono lì. E poi il caso della Fiera dei Morti, ecco il nuovo avviso pubblico. Un'altra notizia di cronaca, stavolta l'orco è donna, calci e pugni al marito di 71 anni. Lei è stata denunciata e l'uomo ha confessato che queste aggressioni da tempo, dice mi aggredisce da tempo ma non la lascio per l'amore di nostra famiglia. È un po' quello che raccontiamo sempre delle donne che spesso continuano a vivere insomma in situazioni familiari dove violente per amore dei figli, per insomma per non avere il coraggio di rompere questo patto familiare, ma succede anche, come abbiamo visto, anche al maschile. Quindi poi il giallo siculo veneto della signora che viveva in una casa di riposo e veniva accudita da una nipote che le ha fatto mangiare degli spaghetti quando lei non li poteva mangiare, e quindi la signora in questione, si chiama Maria Basso, morì in una clinica da Castello. Spaghetti killer. Sfilano altri testi. 2 giorni fa appunto l'udienza al Tribunale di Catania per capire se la nipote, che poi è anche l'unica erede della fortuna di questa signora, possa avere avuto a che fare con questa morte. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, l'Ars che rispolvera le province. In primo piano c'è l'intesa nella maggioranza per reintrodurre l'elezione diretta di presidenti e consiglieri. Il precedente scomodo della norma già impallinata in aula si voterebbe entro giugno. 2 settimane di tempo per cambiare la legge che sui liberi consorzi a dicembre manderebbe alle urne solo sindaci e amministratori locali. Secondo la legge attuale appunto c'è un'elezione di secondo grado, ma si tenta di ripristinare il voto e quindi l'elezione diretta esattamente come avveniva prima dell'introduzione dei liberi consorzi. E poi vediamo la manovra all'Assemblea regionale. Il centrodestra ci prova, stop agli emendamenti. Anche qui Altavilla, la casa dell'orrore nella fotonotizia. E poi processo troppo lungo
Corona dal 41 bis alla scarcerazione. Mafia, torna libero il reggente di San Lorenzo. A Palermo, fisco, debiti cancellati a un ristoratore sul lastrico. Non aveva colpe del tracollo economico e il giudice ha accolto l'istanza e ha applicato il codice della crisi d'impresa, che è una novità. Vediamo velocemente anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Anche qui le ex province, nuovo stop al voto, in apertura liberi consorzi e città metropolitane, un balletto che si trascina da anni. E poi le due fotonotizie. Intanto a Messina più sfratti e più però alloggi vuoti. Paradossale emergenza abitativa, sit-in delle associazioni per il diritto alla casa. I dati confermano le contraddizioni delle politiche abitative. E poi l'AMAM che riparte con il nuovo CDA, il nuovo presidente. Adesso domani toccherà all'ATM, sempre a Messina. Il rimpasto continua. Grazie Emanuela. Fra poco torniamo da te per le notizie che arrivano dall'Italia e dall'estero, con ovviamente i quotidiani nazionali. Adesso invece ci colleghiamo come ogni mattina con il compartimento della Pollastrada della Sicilia orientale. Stamattina con noi da Sant'Agata di Militello c'è l'ispettore Filippo La Rosa. Buongiorno ispettore. Buongiorno dalla Polizia Stradale del compartimento Sicilia orientale. Iniziamo subito con segnalare una contingente criticità sulla tangenziale di Catania tra Gravina e San Giovanni Galermo in direzione sud, ove a causa di un tamponamento tra 4 veicoli sono presenti diversi chilometri di coda. Sul posto sono già presenti le nostre pattuglie per la risoluzione della problematica nel tempo più breve possibile. Si segnala inoltre sulla stessa tangenziale code e rallentamenti tra Paesi Etnei e San Giorgio. Ci spostiamo adesso sull'autostrada 19 Catania-Palermo, ove persiste la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita sulla carreggiata Catania-Palermo. Uscita consigliata lo svincolo di Mulinello. Relativamente all'autostrada 20 Messina-Palermo, permane la chiusura della galleria Calavà tra gli svincoli di Patti e Brolo a causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla stessa galleria. La circolazione avviene per fasce con un doppio senso di circolazione dalle 8:30 alle 13, dalle 13 alle 22 senso unico esclusivamente in direzione Palermo, dalle 22 alle ore 8:30 senso unico esclusivamente in direzione Messina. Adesso il consueto consiglio degli amici della Polizia Stradale agli utenti della strada. Un consiglio valido per tutto l'anno, ma particolarmente importante per l'approssimarsi della stagione invernale, che ultimamente è caratterizzata sempre da precipitazioni più violente e repentine ed improvvise. Consigliamo il controllo dello stato di usura, dell'efficienza e della pressione dei pneumatici, poiché da essi dipende la tenuta di strada e la capacità di frenata del veicolo. Dalla Polizia Stradale del compartimento Sicilia orientale è tutto, una serena giornata e buona strada a tutti. Grazie all'ispettore Filippo La Rosa che ha parlato da Sant'Agata di Militello e ci ha dato le ultime informazioni sulla viabilità per conto della Polizia Stradale del compartimento della Sicilia orientale. Adesso come ogni mattina diamo anche uno sguardo, allunghiamo il nostro occhio sulla circonvallazione di Catania. Vedete le immagini, situazione pressoché identica a quella delle altre mattine, con qualche chiaramente rallentamento all'altezza del Tondo Gioieni in direzione sia Mister Bianco che Ognina. C'è chiaramente un momento di rallentamento. Per noi è il momento di fare una breve sosta, ci ritroviamo subito dopo. Con Emanuela andremo a vedere le notizie dall'Italia e dall'estero. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Come anticipato, è il momento della rassegna stampa nazionale ed internazionale. La parola a Emanuela Corsi.
Sì, Angelo, sono tanti i temi di oggi, si parla di manovra finanziaria, poi c'è naturalmente la cronaca del caso Albania che ancora fa discutere con questo braccio di ferro tra governo e magistrati, ma soprattutto si parla di questo, chiamiamolo fulmine a ciel sereno, cioè il rapporto dell'ECRI, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, che ha parlato di profilazione razziale delle nostre forze dell'ordine. Quindi vediamo la Repubblica che apre proprio con questo titolo: razzismo nella polizia. Rapporto del Consiglio dell'Unione Europea accusa le forze dell'ordine italiane di profilazione razziale e la politica di deriva xenofoba. Migranti, il governo ancora al lavoro sul decreto, leggiamo nel sommario di Repubblica, la Corte di Giustizia di Bruxelles, le sentenze sono vincolanti. E poi rispetto appunto a questo rapporto della Commissione europea, l'ira di Meloni che dice serve rispetto per le nostre forze dell'ordine, ma c'è anche lo stupore del Presidente della Repubblica Mattarella, vicinanza agli agenti. E allora andiamo a vedere all'interno questa notizia. Agenti e politici razzisti. L'Europa accusa l'Italia. Meloni, serve rispetto. La relazione della Commissione ECRI da Strasburgo mette nel mirino governo e forze dell'ordine. Cos'è questa profilazione razziale? Nel senso che verrebbero fatti troppi controlli da parte delle forze dell'ordine diciamo più che altro a individui che non sono italiani, quindi si tratta di migranti soprattutto provenienti dall'Africa. E quindi c'è l'ira di Palazzo Chigi, il leader della Lega direttamente bolla l'ECRI come un ente inutile. La replica: abbiamo fonti solide. E poi a proposito di forze dell'ordine, questa inchiesta che arriva da Pisa, Manganelli contro gli studenti, indagati 10 poliziotti. La procura di Pisa ha iscritto nel registro degli indagati 10 poliziotti per le cariche al corteo studentesco pro-Palestina che si è svolto lo scorso 23 febbraio nel centro della città. Poi vediamo ancora nell'altra pagina le parole di Mattarella che si dice stupito da questo rapporto, la difesa di Mattarella per tenere la polizia fuori dalle dinamiche chiaramente. E ancora l'Unione Europea che interviene anche per quanto riguarda la querelle tra governo e magistratura. Ovviamente lo scontro è sui migranti. L'Unione Europea dice rispettate le sentenze, ma nel decreto migranti spunta anche il ricorso per i rimpatri. Ricordiamo che questo decreto migranti è stato varato in fretta e furia dal governo 2 giorni fa, però diciamo in maniera ancora parziale. Nella stesura definitiva dovrebbe esserci anche questo punto, cioè di fare ricorso appunto laddove i giudici decidono appunto che sono illegittimi questi rimpatri. La Corte di Giustizia avverte Roma: le nostre decisioni sono vincolanti per gli Stati membri. Il governo ammette il reclamo in appello, non sospende lo stop dei giudici ai fermi. Andiamo a vedere anche le altre notizie. C'è un altro tema caldo in questo momento che divide però il governo con l'ordine dei medici. Il nodo è la maternità surrogata. Il governo che appunto definisce un reato, quello della maternità surrogata, anche là dove viene diciamo effettuato in paesi dove è consentito, e quindi bocciatura degli Stati Uniti, così l'Italia discrimina le famiglie. Il Dipartimento di Stato preoccupato per il voto del Parlamento, anche per l'impatto che può avere sui suoi cittadini. E dicevamo perché anche qui il braccio di ferro con i medici. Parla Garattini:
perché i medici dovrebbero segnalare quelle pazienti naturalmente che ricorrono alla maternità surrogata, e quindi lui dice: un medico non farà mai il delatore, il nostro segreto è sacro. Personalmente sono contrario alla gestazione per altri, ma con le difficoltà che ha oggi la nostra sanità non mi pare un problema impellente. Un dottore deve curare chiunque, non fare la spia, anche perché il medico connivente andrebbe anche lui incontro appunto a dei provvedimenti di natura penale. Vediamo il Corriere della Sera. Accuse alla polizia, l'ira dell'Italia. Il Consiglio d'Europa dice c'è razzismo, Mattarella sbalorditi, la Premier che chiama e chiede il rispetto, ancora scontro con i magistrati, intanto modifica il decreto sui rimpatri, si va verso il ricorso in appello. E poi ci sono altre notizie, vediamo dall'estero, raid in Libano, trattativa sull'Iran, Bibi vede Blinken, questa è la mediazione degli Stati Uniti, nuovi raid appunto sul Libano. Hezbollah rivendica l'attacco intanto con il drone alla casa di Netanyahu, incontro appunto tra il premier israeliano e il segretario statunitense Blinken per quanto riguarda la risposta in Iraq. E poi invece veniamo in Italia, dove per parlare di un altro femminicidio, il femminicidio in Puglia, parla Francesco De Gregorio, il poliziotto che ha soccorso Celeste, e dice Celeste moriva, le ho tenuto la mano appunto in questi ultimi momenti della sua vita. Vediamo altre all'interno, qualche notizia. Intanto dal Corriere prendiamo questa per quanto riguarda il maltempo e la conta dei danni. A Bologna supereranno i 200 milioni. Alluvione, dalla regione chiesti i primi fondi al governo e oggi purtroppo riprende a piovere. E poi si parla di una categoria che troppo spesso viene dimenticata, soprattutto in questi casi di nubifragi, di alluvioni, di bombe d'acqua, ormai si definiscono così. Un rider che dice: io rider nella notte del diluvio, in bici con l'acqua ai polpacci e dai clienti neanche una mancia. Il 22enne, 28 consegne, ha raccontato 120 euro. Non potevo fermarmi in condizioni appunto di grave pericolo anche per la propria vita. Ecco, mentre la gente resta a casa per il maltempo e ordina col delivery, c'è qualcuno che è costretto su un mezzo a due ruote a dover affrontare appunto queste catastrofi naturali per poter lavorare. Vediamo La Stampa. In Italia deriva razzista l'ira di Meloni e Mattarella. Migranti in Albania, intanto parte la sfida ai giudici, Del Mastro li definisce degli ayatollah. E poi vediamo anche le presidenziali americane in questa fotonotizia, stati divisi d'America. Mai così incerti i sondaggi su questo voto che si gioca in 15 contee, da un lato Kamala Harris, dall'altro invece Donald Trump. Manca veramente pochissimo per sapere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Il voto, ricordiamo, il prossimo 5 novembre. E poi per quanto riguarda la maternità surrogata c'è questo racconto qui: io madre con la GPA, adesso ho paura, mia figlia non sarà un corpo del reato. E poi per quanto riguarda la sanità, se la visita oncologica arriva dopo 480 giorni. Andiamo a vedere questa notizia. Incubo, liste d'attesa, si aspetta 480 giorni per una visita oncologica. Il report di Cittadinanza Attiva che dà un dato allarmante: crescono gli italiani che rinunciano proprio alle cure. I tempi di attesa sono lunghissimi, sono biblici e non tutti possono ricorrere alla sanità privata. 159 giorni di attesa per l'asportazione
un'operazione chirurgica di un tumore alla prostata. Queste sono le medie. In calo le prestazioni dal meno 2% della Toscana al meno 28% di Valle d'Aosta e Alto Adige, quindi il problema della rinuncia alle cure riguarda tutto il nostro stivale e insomma da nord a sud, isole comprese. Ne avevamo parlato anche per quanto riguarda la Sicilia, ma come vediamo è una situazione purtroppo comune in tutte le regioni d'Italia. Grazie Emanuela, con te torneremo più avanti nel corso della nostra mattinata. Adesso le previsioni meteo e poi il primo dei nostri ospiti della mattinata. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un nuovo fronte a risalita dal Mediterraneo interessa mercoledì prevalentemente le regioni centro-settentrionali italiane con piogge e rovesci diffusi, più ai margini la Sicilia, dove avremo una tregua di tempo sostanzialmente asciutto, stabile e soleggiato dopo le abbondanti piogge dei giorni precedenti, con al più qualche nuvola sparsa, dei locali brevissimi piovaschi possibili soltanto sulle aree interne. Temperature sempre molto miti, con massime anche superiori ai 25 gradi, specialmente tra Trapanese e Palermitano. Anche la giornata successiva, quella di giovedì, vedrà condizioni in prevalenza stabili e asciutte su tutta l'isola, con un po' di nuvolosità irregolare ma appunto senza fenomeni, ventilazione generalmente di debole intensità. Temperature stazionarie con clima sempre mite, anche nella giornata di giovedì avremo massime vicine ai 25 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci, allora il primo ospite della nostra mattinata, come anticipato nel nostro sommario. In studio con noi c'è la dottoressa Claudia Vecchio, buongiorno. Buongiorno. Arriva dal pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, nel senso, voglio dire, che opera quotidianamente al pronto soccorso, e quello è un posto di frontiera. Intanto partiamo da questo. Assolutamente. Non solo diciamo, il pronto soccorso del Cannizzaro, ma tutti in generale il pronto soccorso è la nuova frontiera e si cerca di dare risposte al bisogno, a tutti i bisogni della gente. Noi siamo lì indiscriminatamente per tutti. Dottoressa, il tema di cui parliamo stamattina è un tema ricorrente. Negli ultimi giorni ci sono state diverse notizie, non solo dalla nostra regione, arrivano anche da altre parti d'Italia. Adesso non sono soltanto i pronto soccorso, diciamo, a cui si rivolgono i cittadini, ma molte volte anche i pronto soccorso veterinari. Adesso sono presi di mira, ci sono delle immagini che stiamo vedendo, adesso la regia ce le proporrà. Beh, sono delle autentiche risse, si trasformano in ring, diciamo, gli ospedali o comunque le situazioni, le strutture di emergenza. Sì, assolutamente sì. Il problema è che quello che balza, noi stessi siamo stati vittima di un'aggressione molto grave nei confronti di una collega nel mese di giugno e di un'ausiliaria dell'ospedale. La collega ha riportato delle fratture costali e un trauma cranico, quindi non parliamo di lesioni leggere. Ma non parliamo neanche di aggressioni verbali. Esatto, appunto, ma il problema è che quella che poi balza alla cronaca chiaramente è la punta dell'iceberg, che rappresenta all'estremo l'eccesso, ma ciò che noi viviamo quotidianamente va ben oltre, nel senso che quello sia l'evento gravissimo, deplorevole, ma rappresenta solamente ciò che viene trasmesso, esatto. Ma tutti i giorni, quotidianamente, noi viviamo in un clima di ostilità, aggressioni, minacce verbali, una sfiducia assoluta nei confronti degli operatori del servizio sanitario. Ma perché si arriva a tutto questo? Ci sono tanti motivi. Intanto credo che sia una problematica di natura socioculturale. Assistiamo a un incremento delle violenze in qualunque ambito, purtroppo. Ad esempio, io stessa sono referente del Codice Rosa per la violenza di genere e per il pronto soccorso del Cannizzaro, e i dati regionali, nazionali dimostrano chiaramente come ci sia un incremento della violenza
in quell'ambito, ma credo in qualunque ambito, un problema proprio di base socioculturale. E poi ci sono tanti ordini di motivi per cui si arriva alla violenza. Intanto sicuramente c'è una problematica di carenza di organico negli ospedali che comporta chiaramente in alcune circostanze un allungamento dei tempi d'attesa, ma i tempi d'attesa sono allungati soprattutto per le patologie meno gravi. Noi come pronto soccorso del Cannizzaro siamo hub di tutte le urgenze tempodipendenti, politrauma, infarto, ictus. Quelle sono delle patologie tempodipendenti che hanno una risposta immediata, per cui anche la comunicazione ai parenti è immediata. È difficile che si scateni la rissa col parente di un codice rosso. Il problema si verifica con tutte le patologie meno urgenti che il paziente percepisce come urgente, ma che urgente magari non è. Paziente con l'edema all'arto inferiore da 3 mesi che non è riuscito a fare una visita, viene in pronto soccorso, da noi viene assistito, ma chiaramente i tempi sono molto lunghi. Quindi quello è un problema anche nella comunicazione con i parenti, perché chiaramente passa in secondo piano. Allora, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni in particolare, ci sono state anche delle aggressioni adesso agli operatori anche del 118. Quindi, insomma, chi va a soccorrere, anche per un incidente stradale, si imbatte praticamente in momenti di escandescenza, in momenti di insofferenza, non chiaramente di chi magari è ferito, ma di chi è accanto, dai parenti. E quindi, come diceva lei, c'è un problema anche sociale e culturale. Sì. Ma la domanda che le faccio stamattina è questa: ma quando andate a lavorare, siete sereni? No. Cioè, no. Assolutamente no, in questo clima no. Sento tanti colleghi che la mattina dopo l'ennesima discussione mi dicono questo è il motivo per cui cambierò lavoro. Inizia a diventare, anche perché la cura del paziente si basa sul rapporto di fiducia medico-paziente. Se tu sei sfiduciato nei miei confronti, chiaramente modifico un po' il mio approccio anche alle cure. Se tu mi aggredisci, mi metti in una condizione di non lavorare in serenità. No, non siamo sicuramente, non viviamo un clima sereno. Ma adesso è difficile trovare la soluzione in maniera immediata, però potrebbe essere una soluzione maggiori controlli. So che negli ospedali, nei pronto soccorso ci sono le guardie giurate, cioè voglio dire, ma un deterrente potrebbe essere il ritorno del posto di polizia. Noi abbiamo il posto di polizia, ma non credo che militarizzare un pronto soccorso sia una soluzione, nel senso, a parte che l'aggressione e la violenza, quella fisica, spesso e volentieri è un raptus. Non puoi monitorare tutti i medici, tra l'altro gli infermieri sono colpiti tanto quanto i medici, se non addirittura su scala nazionale in numero maggiore. Non puoi militarizzare. Sì, abbiamo le guardie giurate, ma non credo che per una società civile sia questa la soluzione. Lo so, però è un problema, come diceva lei, culturale. Culturale, che cosa bisogna fare? D'accordo, il problema culturale è, che ne so, già a scuola spiegare perché ci sono questi tempi di attesa, perché si deve attendere tanto, ma... Un corretto utilizzo del pronto soccorso. Esattamente, ma il problema è questo, che probabilmente il pronto soccorso è l'imbuto. Sì, bisognerebbe implementare un po' sul territorio, chiaramente le prestazioni, o implementare anche il regime di pronto soccorso, assumere dei... Il problema poi è anche andare a trovare i medici, perché non è che le direzioni strategiche non si impegnano, i concorsi vanno in alcuni momenti deserti, quindi dico, il problema è anche andare a modificare un po', magari assumere i giovani medici per far fare solamente codici verdi e codici bianchi, potrebbe essere un'idea, e cercare di smaltire tutta quella larga parte che poi è quella che, ripeto, crea spesso e volentieri il disagio. Questo per quanto riguarda il pronto soccorso, ma alleggerire l'arrivo al pronto soccorso con delle strutture, come si era già pensato in passato, strutture sul territorio. Assolutamente La guardia medica, facciamo un esempio, si attiva alle ore 20 di sera, se non dico male, o comunque a una certa ora del pomeriggio. Ma se questa struttura guardia medica, non guardia medica, ma una struttura territoriale fosse attiva, fermo restando la presenza chiaramente del medico di base, il medico di famiglia, ma la presenza di una struttura parallela al pronto soccorso che possa alleggerire... Deve essere una struttura parallela, però con le stesse capacità del pronto soccorso. La gente deve andare a una guardia medica e non trovare un ragazzino appena laureato con un fonendo in mano e null'altro. Dico,
è chiaro che poi la guardia medica non ha molti strumenti, non è la guardia medica, una struttura attrezzata probabilmente. Io dicevo sì. accanto alla guardia medica, accanto alla queste guardia strutture medica, una volta territoriali. c'era, non so se poi c'è ancora perché c'erano i PPI, i punti di primo intervento, dove magari si poteva fare qualcosa in più, quella potrebbe essere una soluzione. Sicuramente il territorio ci dovrebbe venire un po' incontro, anche perché... Dico, Però così si scoppia prima o è poi. sempre quello il problema, mancano i medici, quindi se mancano per il pronto soccorso penso Dipende, non lo so, dipende. perché quella è una struttura diversa. Esatto, magari sai, il pronto soccorso viene percepito come il punto più pericoloso, più impegnativo, anche dove Magari una struttura di questa per ogni quartiere, faccio un esempio. Ad esempio, sì, per carità, le opzioni sicuramente ci sono. Parliamo delle grandi città per ogni quartiere, chiaramente. Poi ovviamente le piccole realtà avrebbero bisogno di una struttura soltanto per il territorio. Ma allora, lei diceva che la linea dura serve a poco, però ultimamente c'è stata la presa di posizione della direzione del Policlinico che ha detto stop, Policlinico di Catania ha detto stop, ha diciamo, denunciato alla Procura le ultime aggressioni. Immagino che tutte le direzioni sanitarie fanno questo quando avvengono fatti spiacevoli e queste aggressioni. C'è stato anche adesso l'arresto, perché molti diciamo, degli autori di queste aggressioni si sentono quasi impuniti, fra virgolette, perché poi a me non fanno nulla. Questa potrebbe essere anche un'altra strada da perseguire. Sì, potrebbe essere un ottimo deterrente, essere più efficaci dal punto di vista giuridico, quello sicuramente. Comunque consideri che già l'interruzione di pubblico servizio è un reato penale, quindi il problema è che poi la stessa interruzione, dico, è già un reato, però il problema è che difficile. Ci scatta la denuncia, bisogna perseguire, bisogna arrivare all'arresto e allora il 118 propone le cosiddette body cam per identificare anche le persone, perché molte volte è difficile identificarle, perché se avvengono all'interno del pronto soccorso ci sono le riprese, ma quando avvengono all'esterno, magari in un'area isolata, dove non è possibile, o comunque lontana da dove avviene diciamo, il cuore dell'operazione del pronto soccorso, la comincia a diventare più difficile poter perseguire le persone. Quello potrebbe essere un ottimo deterrente. Allora, è chiaro che, come dicevo prima, le soluzioni non sono immediate, però una di queste soluzioni, intanto per venire incontro alle vostre esigenze, è più personale a pronto soccorso. E quella è una carenza che ormai è un problema è da tanto tempo. Trasversale, un problema che non so quanto sia facile risolvere. Ma una volta c'erano i medici gettonisti, ci sono ancora, che vengono a pronto soccorso a lavorare per, che ne so, un turno di 12 ore? In alcune realtà sì, però non bastano. Non parlo. No, comunque non bastano. Non bastano e poi comunque non credo che per una realtà che voglia costruire una continuità ospedaliera il gettonista possa essere una buona soluzione. Ma lei che stamattina è qui, insomma, può lanciare una sua idea? Cosa si può fare? Si potrebbe cercare di implementare l'organico riducendo un po' i criteri di accesso al pronto soccorso. I giovani laureati con un periodo di formazione più breve, non i 5 anni di specializzazione in medicina d'urgenza, potrebbero accedere, seguiti da un tutor e chiaramente gestendo patologie, codici verdi, codici bianchi. E si potrebbe tentare quindi questa avere strada. Magari 2 linee di triage, sì, la stessa linea, laddove però i codici verdi vengono seguiti e gestiti, e in quel modo si potrebbe implementare un po' l'organico, educare il cittadino, ecco, quello è un problema, non prendersela col capro espiatorio di turno poi che il front office. Immagino, e qui chiudiamo perché sennò potremmo parlare all'infinito stamattina di questo tema. Immagino che quando voi praticamente vi trovate un paziente che arriva, diceva prima, voi siete poco sereni quando arrivate al lavoro perché non sapete cosa vi aspetta durante la mattinata, poco sereni non nell'affrontare chiaramente il paziente, ma quello che può capitare poi. C'è la preoccupazione poi magari che qualcuno che arrivi perché magari ha atteso 2 ore e mezzo, quando va bene diciamo anche 5 ore, 6 ore, 12 ore a pronto soccorso, poi arriva e già non ne può più, ma non il paziente, magari chi accompagna il paziente. Forse il problema è chi il parente. È il parente. È la comunicazione anche col parente che aspetta, attende
esasperati, poi non è una giustificazione. Sì, il problema sono più i parenti dei pazienti, anche perché i pazienti hanno un contatto diretto con noi medici, poi noi lavoriamo in un open space, quindi quando i pazienti dopo 24 ore di permanenza in un pronto soccorso vengono dimessi, ci dicono: ora ho capito cosa fate in pronto soccorso. Chiaramente sarebbe bello se bisogna tutti vivere, potessero, bisogna vivere la realtà quotidiana, quello che succede in un pronto soccorso dove arrivano praticamente emergenze di ogni tipo. Quanti pazienti trattate in una giornata voi, in 24 ore? Circa 200, ma poi c'è la permanenza, ma poi consiglio, ripeto, il pronto soccorso del Cannizzaro gestisce pazienti, molti codici rossi, abbiamo la base dell'eli superficie, di base, quindi i codici rossi della Sicilia orientale afferiscono in buona parte a noi per le reti a cui... Insomma, c'è tanto lavoro. Sì, che è il bello del pronto soccorso poi. È una scelta anche lavorare al pronto soccorso, cioè chi si sente chiaramente va al pronto soccorso, non tutti magari sono pronti ad affrontare quello che si vive all'interno di quest'area che affronta di tutto e di più. Tutto, esatto. Allora, dottoressa, grazie alla dottoressa Claudia Vecchio che stamattina ha parlato con noi di quella che è la situazione, non solo al pronto soccorso, ma delle aggressioni, di questo clima, diciamo, difficile in cui si è costretto a lavorare, e voi continuate comunque a prestare le vostre attenzioni. In Sicilia ci sono stati, do un ultimo dato, 20 aggressioni a personale, 118 nel corso dell'anno. Soltanto, diciamo, dal periodo luglio-ottobre sono state 7, quindi c'è stata un'escalation, una esponenziale veramente alla crescita, quindi bisogna intervenire assolutamente per porre rimedio a tutto questo. Grazie dottoressa, buon lavoro per quello che fate, grazie per quello che date ogni giorno comunque ai pazienti che arrivano da voi in tutti i pronto soccorso della Sicilia e dell'Italia. Ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo di nuovo, altro tema, altro argomento. Eccoci, siamo di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, do il benvenuto e ringrazio per essere con noi al dottore Francesco Di Sarcine, che è il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. Allora dottore, stamattina parliamo del restyling del porto di Catania, un restyling che va per gradi, va per step. Oggi ne annunciamo uno, ne annuncia lei uno. Stiamo parlando di del varco di accesso. Questo è il primo, diciamo, dei lavori che da qui, diciamo, ai prossimi anni trasformerà il porto di Catania. Sì, noi abbiamo un grosso progetto di rivoluzione per questo porto che ovviamente viene attuato per fasi. La prima fase l'abbiamo conclusa, o perlomeno sostanzialmente conclusa, che era quella di riparare la Darsena Traghetti. Perché? Perché con la Darsena Traghetti parzialmente interdetta, le navi e i semirimorchi le abbiamo dovuti sistemare in giro per il porto, e questo non ci ha consentito di fare a chi mi ha preceduto e anche a me, di fare una concreta e chiara distinzione delle parti del porto e quindi poter una parte del porto aprirla alla città. Oggi invece questa Darsena è riparata, quindi tutti i traghetti sono in una determinata parte del porto, quella, per intenderci, che va di fronte alla via Domenico Tempio. Di fronte allo sporgente centrale, di fronte al molo di Levante, navi traghetto ne arrivano soltanto in casi eccezionali, quando ci sono situazioni di punta, e questo ci permette di fare una serie di ragionamenti successivi. E quindi che cosa? E quindi cominciare a fare delle progressive aperture del porto che poi realmente noi vedremo concretizzarsi. Stiamo vedendo qualche slide. Sì, nel 2026. Perché dico questo? Perché da un lato abbiamo avviato e sono concretamente in corso i lavori di riparazione della diga foranea, che ci permetteranno a fine periodo, quindi nel 2026, inizio 2026, di poter ritornare ad avere una passeggiata sulla diga foranea, aperta a tutti, però bella stavolta, è sicura. Allora, però è sicura. Attenzione, questa passeggiata cerchiamo di sottolineare e evidenziare. È vero, il porto è un luogo che deve essere aperto anche alla città, ai cittadini, fruibili, ma il porto è essenzialmente, diciamo, fondamentalmente una risorsa economica importante. Straordinaria, è una risorsa economica che va difesa e tutelata, perché io quello che ripeto sempre a tutti è che se improvvisamente un giorno il porto di Catania chiudesse, l'economia di Catania e dell'entroterra catanese andrebbe letteralmente in default, perché dal porto passano tutte le merci in import e in export necessarie a sostenere
l'economia catanese, o perlomeno una buona parte. Lei ci diceva prima che ci sarà la possibilità di passeggiare, no? Noi Sì, abbiamo sì. delle slide che ci Esattamente. consentono di vedere che cosa i cittadini catanesi, al termine chiaramente di questa fase, diciamo, di restyling, potranno, diciamo, usufruire, ne potranno godere. Esatto, quello che voi vedete è il Varco Sud, il cui bando di gara uscirà a brevissimo, tra alcune settimane, è il nuovo varco di accesso al porto dal lato, per intenderci, Playa, che prevede questo grande arco che richiama la A di Sant'Agata, quindi c'è un'evocazione anche in qualche modo, diciamo, fortemente connotata dei valori del territorio. E questo varco sarà ovviamente tutto in qualità, fatto con appunto criteri ambientali minimi, cioè dire con uso e risorse di materiali sapiente, senza sprechi e con, diciamo, riutilizzi di materiali. E poi accanto a questo, ecco, noi faremo un parco di 10.000 metri quadrati totalmente dedicato alla città, aperto alla città. Cosa si potrà fare in questo parco? Lì potremo andare a passeggiare, andare in bicicletta, prendere un aperitivo, fare tutto ciò che normalmente le persone fanno. Cercheremo di fare in modo tale che questo parco resti bello, che non venga poi aggredito dalla barbarie, dall'incuria e dall'abbandono. Quindi ci metteremo anche delle risorse per fare le pulizie, per tenerlo pulito, ordinato, e auspichiamo naturalmente che lo stesso facciano tutti i fruitori del parco, perché le cose belle piacciono, le cose brutte si abbandonano. Poi. Questo, diciamo, per i cittadini. Adesso Per i parliamo di cittadini. economia, perché il porto, diceva lei, è fondamentale per l'economia non solo di Catania, ma per buona parte, diciamo, della Sicilia orientale. Per quanto riguarda invece il porto, abbiamo in senso stretto, quindi per l'economia del porto, noi abbiamo due progetti paralleli. Mentre vanno avanti questi di apertura e di riqualificazione della città, e ne annunceremo un altro anche la settimana prossima, siamo quasi pronti, che riguarda le crociere, parallelamente noi abbiamo in programma la riorganizzazione delle concessioni del porto, che ci permetterà di avere più operatori che faranno traghetti nel porto di Catania, e questo è importante perché speriamo anche di avere finalmente un ritorno a delle linee che facciano anche autovetture, non soltanto camion, perché è una richiesta che ci fanno in molti, e noi naturalmente cerchiamo di farlo, ma non dipende da noi ma dall'economia e dagli operatori. Però stiamo cercando di invogliarli in tutti i modi. E allo stesso tempo il piano regolatore del porto. Il piano regolatore del porto è quasi all'avvio del suo iter di esame e di approvazione, con l'adozione in comitato di gestione, che siamo quasi pronti a fare. Aspettavamo un ultimo documento dal Ministero dell'Ambiente e sembrerebbe che sia partito dal Ministero, dovrebbe arrivare al galoppo dalle nostre parti nei prossimi giorni. Lo esamineremo e se tutto va bene ci accingeremo nel mese di novembre o nel mese di dicembre ad adottarlo e a mandarlo alle approvazioni, tra cui anche il Consiglio Comunale. Allora, diciamo che con questo nuovo porto, quando sarà pronto? Ovviamente per grandi linee, intanto ci sono investimenti importanti. Certo. Questi investimenti distribuiti negli anni ci porteranno ad avere un nuovo porto entro nella migliore delle ipotesi. E io voglio mantenermi come dire, prudente, e dico che siccome i piani regolatori si fanno con un orizzonte di 15 anni, io me li prenderei tutti perché vorrei stare tranquillo. Poi se si riesce a far meglio, tanto di guadagnato. Però ci mettiamo a un traguardo di 15, quindi mi metto al sicuro perché non ci sarò tra 15 anni, per cui non si... però al di là di questo, diciamo, il tempo per fare le cose ci vuole ovviamente. L'importante è avere un'idea. Però adesso chiaramente, parallelamente al fatto che si sta lavorando al nuovo porto, a quello che sarà poi questo nuovo porto, ci sono tantissime attività che voi state portando avanti, che consentiranno, prima diceva lei, anche il ritorno di un certo tipo di navi da crociera. Ci sarà, diventerà una sorta di hub questo porto di Catania. Diventerà una sorta di hub insieme a quello di Augusta, specializzato in crociere e in traghetti. Il mio obiettivo è anche quello di eliminare i silos, perché effettivamente impediscono la vista del mare, sono anche ormai abbastanza vecchi. Non eliminare il traffico del grano, ma eliminare i silos, che sono una cosa diversa. Il traffico del grano, se lo vogliamo fare, lo possiamo fare, però lì davanti c'è una banchina meravigliosa che noi possiamo sfruttare senza i silos per 1000 attività diverse, mentre in questo momento è abbastanza, come dire, limitata all'uso che se ne fa oggi. E poi la qualità delle cose fatte bene,
e ci permetteranno di migliorare il rapporto che il porto ha con la sua città. Quindi accanto al piano regolatore che prevede un orizzonte temporale lungo e grandi investimenti, andremo a regime con la nuova Darsena e tutto il resto che probabilmente in qualche modo abbiamo già discusso in passato, noi abbiamo un programma di interventi e investimenti da domani mattina, perché non possiamo rimandare tutto a tra 15 anni, tra 10 anni, ed ecco per questo motivo abbiamo quel progetto che abbiamo presentato poco fa, abbiamo la diga foranea, abbiamo la rettifica dello sporgente centrale per avere più navi da crociera, per un totale che supera abbondantemente i 100 milioni di euro da spendere da qua al 2026. Adesso le faccio una domanda, diciamo che più da economista, in termini percentuali, questo nuovo porto di quanto porterà, diciamo, beneficio all'economia? Guardi, le rispondo subito, perché noi proprio il piano regolatore lo abbiamo corroborato con uno studio di economia fatto da Ambrosetti, European House of Ambrosetti, quindi diciamo parliamo di persone che sono competenti in materia. Ci hanno detto che per ogni euro speso nel porto di Catania la resa sarà 2,7. Cioè noi un euro lo trasformeremo in 2,7 euro. Mi si dirà sono numeri, e certamente sono numeri, magari non sarà 2,7, ma se fosse pure 1,5 io ci metterei due mani sul fuoco. Grazie, allora grazie davvero al dottore Francesco Di Sarcina, che è il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. Non abbiamo parlato del porto di Augusta, ci riserviamo di farlo. Ci sono grandi novità anche. Ecco, ci riserviamo di farlo in un'altra occasione. Intanto in bocca al lupo per questo progetto che insomma già sta, non dico correndo, però sta camminando di buon passo, e questa è una col cosa... vento in poppa, col vento in poppa. Benissimo, grazie allora. Grazie a lei, grazie ci fermiamo ancora, fra poco torniamo, stavolta però parliamo di altro, parliamo di turismo, in qualche modo però legato in turismo invernale. Andremo a Palermo, fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, parliamo adesso di turismo, ci prepariamo ad una nuova stagione. Abbiamo vissuto l'estate, nonostante le grandi difficoltà legate alla crisi idrica, alla siccità. Adesso cercheremo di fare il punto e anche il bilancio di quella che è stata la bella stagione. Andiamo a Palermo, lo facciamo con Marco Gullà, che è un ospite con lui. Buongiorno Marco, ce lo presenti? Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Al mio fianco c'è Mario Attinassi, che è il presidente di Assoimpresa, una importante associazione di categoria che supporta le imprese, e come tema centrale tra i tanti temi ovviamente che tratta c'è anche il turismo. Mario inoltre tra l'altro insomma è molto legato insomma al settore terziario, e quindi non possiamo che chiedere a lui intanto, buongiorno Mario, come è andata questa stagione che possiamo dire ancora non vede i titoli di coda, perché tra l'altro insomma vediamo anche tantissimi turisti in giro per Palermo, per la Sicilia. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Fortunatamente la stagione è andata bene, attendevamo un aumento dei numeri rispetto all'anno scorso, aumenti che ci sono stati, e quindi una stagione positiva turistica, naturalmente con tante problematiche, e comunque rispetto a questo ultimo periodo, chiamiamolo di media stagione, devo dire che anche in questo caso i numeri sono interessanti. Si pensa e si spera che anche fino a dicembre ci possa essere un flusso turistico importante, che come sappiamo proprio come settore turistico naturalmente fa da traino un po' anche per gli altri settori. Mario, appunto la redazione ha fatto un titolo significativo, quindi andiamo in tackle direttamente sulle tue dichiarazioni. La Sicilia si prepara all'inverno, quell'inverno che è temuto anche da tanti albergatori, dalle imprese, e allora entriamo anche nel tema della destagionalizzazione, perché inverno significa anche questo, insomma significa comunque garantire un flusso turistico importante per tutti i mesi poi dell'anno. Ma come dicevo, il PIL che deriva dal settore del turismo è diventato molto significativo in Italia, naturalmente anche in Sicilia. La Sicilia poi ha delle bellezze naturali, monumentali, eccetera,
che veramente sono invidiabili e ci pongono tra le prime destinazioni turistiche del mondo. Quello che ci manca da tempo, devo dire probabilmente da sempre, è un progetto turistico sulla bassa stagione. Naturalmente, e sarebbe quale bassa stagione? Quali mesi sono? Bassa stagione parliamo normalmente novembre, febbraio. Naturalmente sono 4 mesi che sono molto lunghi, perché in un anno di 12 mesi, 4 mesi è un terzo, e quindi lì bisogna investire, però, cioè a livello politico bisogna prendere di petto questa situazione e finalmente pensare ad attuare un piano di destagionalizzazione dove diciamo ci sono tutti i presupposti per far bene, così come lo si fa in altre regioni turistiche del mondo. Quindi destagionalizzazione nei mesi ovviamente un po' più grigi per quanto riguarda il flusso turistico, non soltanto in Sicilia, Angelo, però io riavvolgerei leggermente il nastro. Marco, se mi permetti, vorrei fare una domanda al tuo ospite. Il turista che arriva in estate ha delle caratteristiche ben precise. Chi arriva in inverno, cioè in questi mesi di bassa stagione, fra virgolette, arriva dagli stessi paesi dagli stessi paesi dell'estate, oppure è completamente diverso il tipo, diciamo, di afflusso? Ma allora, guardi, direttore, in bassa stagione, considerate le caratteristiche della nostra regione, che è una regione che ha una storia invidiabile, e dei monumenti che da sé raccontano tutto quello che è stato le dominazioni in Sicilia, la storia importante. In bassa stagione si deve puntare sicuramente ad un livello di turistico di tipo culturale e devo dire che è il tipo di turista che spende di più, perché poi dobbiamo pensare anche all'aspetto economico. Naturalmente per accogliere questo tipo di turista, però io qui farei un'analisi un po' generale, cioè voglio dire anche d'estate dobbiamo accoglierlo bene, o quantomeno anche nella media alta stagione. Ecco, per accogliere questo tipo di turista più autospendente bisogna mettere nelle condizioni il turista di avere dei servizi di qualità. Ecco, e lì si apre un altro argomento, che è quello dell'offerta dei servizi, che purtroppo non è adeguata, per non parlare delle problematiche che ci sono in Sicilia, ahimè, da tanti anni e che ancora non sono risolte. Mi riferisco, lei lo accennava prima nella presentazione, alla crisi idrica, ma noi proponiamo per esempio da mesi la realizzazione di un dissalatore per ogni provincia. Questo si rende necessario, è impensabile che in una stagione turistica ci sia la razionalizzazione dell'acqua ogni settimana, tant'è che ci sono delle province siciliane che hanno sofferto moltissimo e addirittura non hanno più ricevuto i turisti perché naturalmente non erano sicuri di poter trovare dei servizi essenziali come quello di farsi la doccia. Stiamo parlando di paradossi. E poi altri servizi importanti, le infrastrutture, ai fini turistici, esatto. Quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade, anche questo è importante, e i termovalorizzatori. Se vogliamo puntare a una regione finalmente pulita, perché questo è un servizio essenziale che bisogna offrire a un turista. Un turista che viaggia e va in una città, o una regione civile come la nostra, deve trovare un minimo di pulizia nelle strade, un minimo di decoro. Devo dire che ancora da questo punto di vista lasciamo a desiderare. Quindi ci sono delle attività straordinarie ma essenziali che ci potrebbero mettere nelle condizioni di puntare a un turismo di qualità, che sono autospendenti, e finalmente, perché no, tornando alla domanda di prima sulla bassa stagione, affrontare con un progetto di destagionalizzazione quei mesi dove crollano letteralmente i flussi turistici e naturalmente tutta la filiera turistica, che è ampia,
ha dei problemi di sostentamento. Quindi devo dire che questi sono dei temi importanti che devono essere affrontati con estrema urgenza, ma lì la politica naturalmente deve fare la propria parte. E poi infrastrutture, insomma, un paradosso, e tra l'altro l'abbiamo anche sentito dei turisti che per arrivare a Ragusa da Agrigento, quindi parliamo di due città abbastanza comunque distanti in Sicilia, comunque con il treno hanno impiegato oltre 10 ore. Io credo che sia davvero un po' anche il termometro dei trasporti in Sicilia, quello che non va. 10 ore per arrivare da una città all'altra, in 10 ore andiamo in America. Allora, quello dei collegamenti con le province è un tema che si trascina da tempo e naturalmente anche lì bisogna intervenire, come quello del ponte sullo Stretto. Noi siamo favorevoli al ponte sullo Stretto perché finalmente anche in Sicilia potremmo risolvere la questione dell'alta velocità, perché saremmo collegati finalmente con il resto d'Italia, e poi una infrastruttura del genere così importante, così innovativa, anche quella potrebbe essere una struttura attrattiva per la regione Sicilia, oltre a risolvere naturalmente i problemi di collegamenti che sono essenziali per poter fare turismo. Grazie Marco, allora grazie a te, grazie al tuo ospite Mario Attinasi, che è il presidente di Asso Impresa. Grazie per essere stati con noi questa mattina a Buongiorno Sicilia. Adesso le pillole di Almanacco e poi subito dopo parleremo con Marco Amato e vedremo che cosa dicono oggi le stelle. Il 23 ottobre si celebra il Mole Day, letteralmente giorno della mole, intesa nel significato chimico. La mole è l'unità di misura della quantità di sostanza e dal 1971 è una delle 7 grandezze fisiche fondamentali del sistema internazionale. Il Mole Day coinvolge i chimici di tutto il mondo e viene festeggiata dalle 6:02 di mattina alle 6:02 di sera del 23 ottobre, richiamando così il valore della costante chimica del numero di Avogadro, cioè 6,02 per 10 alla 23, cioè 23 ottobre, nel modo statunitense di scrivere le date. Ma cosa si intende per vuoto? A livello intuitivo capiamo che il vuoto perfetto è una regione di spazio che non contiene materia di alcun genere. Nel XVII secolo divenne possibile creare un vuoto mediante una pompa con cui aspirare aria da un recipiente. Nel vuoto una fiamma si spegne ed il suono non si propaga, ed inoltre gli oggetti che cadono in un vuoto non incontrano la resistenza dell'aria. Immaginate che un martello ed una piuma precipiterebbero fianco a fianco. E adesso, come ogni mattina, andiamo a scrutare le stelle. Lo facciamo con Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Tazzina floreale, tazzina decorata anche questa a mano? Sì, decorata a mano da un grande artista palermitano, è una De Simone anni 70. E proprio perché oggi vi voglio parlare di un palermitano, ho deciso di unire le due cose. Ebbene, oggi le stelle accendono i riflettori sul bravissimo attore Claudio Gioè. Claudio Gioè ha sorpreso tutti e sono piovuta una pioggia di complimenti e di applausi per la sua ottima interpretazione di uno dei più grandi personaggi della TV italiana, ovvero Mike Bongiorno. Quando nel 1954 Mike iniziò Rischia tutto, sorprese tutta l'Italia e divenne piano piano una delle figure di riferimento più importanti di tutto il panorama televisivo. Interpretarlo sicuramente non era semplice, eppure Gioè ci è riuscito alla grande, e quindi allegria per Claudio, che ha assolutamente dato prova di un ottimo saggio della sua bravura interpretativa, ricreando il personaggio del nazionale Mike. Ma che segno è Claudio Gioè? È Acquario e Mike Bongiorno un Gemelli, quindi c'è una sorta di compatibilità tra
le due valenze zodiacali. L'Acquario in particolare è un segno zodiacale in cui non brilla il sole ma si accendono le stelle, ma se a dare identità nell'oroscopo è proprio la posizione del sole, all'Acquario viene concesso di poter essere tutto quello che vuole, di accendere la propria luce, quella del proprio talento. Tant'è vero che l'Acquario, che è sempre un segno freddo, distaccato e distante, spesso sorprende per la sua capacità di interpretare personaggi e di dare saggi di talenti insospettabili e variegati e a volte anche antitetici nel panorama della sua caratteriologia. Oggi una splendida luna in Cancro che come ieri sta illuminando il cielo creando tanti aspetti. In particolare oggi però il suo trigono con Mercurio in Scorpione e quello con Nettuno in Pesci che accendono le stelle in una maniera molto profonda. I segni d'acqua vi ricordo che sono proprio quelli collegati ai sentimenti e alla psiche, quindi Pesci, Cancro e Scorpione oggi sono assolutamente in pole position, con il significato di capire, Mercurio, una ragione profonda, Nettuno, e specchiarsi in questa nuova verità, Luna. Ecco, i pianeti funzionano così, ma cosa fanno gli altri? Se va bene agli Acqua per regola zodiacale va bene anche Terra, quindi Toro e Vergine sono i più avvantaggiati, un po' meno Capricorno perché oggi ha la Luna di traverso, ha la Luna in opposizione, quindi attenzione ai Capricorno oggi. I Fuoco chiaramente con tutta quest'acqua sono un po' in svantaggio, in particolare Ariete proprio perché ha questa Luna di quadratura e quindi deve cercare un nuovo modo di vedersi. Leone e Sagittario invece si sentono un po' disattesi oggi, il Leone scruta un po' ma il Sagittario rimane sempre ottimista. E per ultimi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. I Gemelli hanno ritrovato una nuova vis comunicativa e ora devono essere un po' più pratici, un po' più oggettivi. La Luna suggerisce a loro praticità ed economia. Mentre invece la Bilancia sta ritentando di rimettere in sesto la sua vita sentimentale e ci riesce perché è super corteggiatissima per ora. Il misterioso Acquario tira sempre il coniglio fuori dal cilindro e come abbiamo visto nel caso di oggi ci sorprenderà con nuovi progetti e nuove ambizioni. E detto questo auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie anche a te, ci vediamo domani mattina Marco e adesso andiamo da Emanuela per chiudere con i quotidiani. Presidenziali americane, avevamo detto che i sondaggi sono ancora incerti su 15 paesi, però le presidenziali americane sono un momento in cui si intrecciano sia la politica che anche lo spettacolo, perché sono tanti gli artisti, i personaggi pubblici che comunque ci mettono la faccia, come si suol dire, spesso sono attori ma tante volte sono anche cantanti. E allora vediamo da Repubblica Eminem che sarà sul palco per Kamala Harris alla conquista del Midwest. Il rapper a Detroit sarà assieme ad Obama, poi toccherà a Bruce Springsteen sempre assieme a Kamala. E allora vediamo questi cantanti come si schierano. Con Kamala Harris ci sono due nomi importanti come Taylor Swift, che è la cantante del momento, e poi Beyoncé, mentre invece con Donald Trump Kid Rock e Kanye West. Kid Rock addirittura lo definisce un suo grande amico e poi appunto il rapper Kanye West supporta il candidato americano. Velocemente ti faccio vedere anche un'altra notizia sempre da Repubblica, perché il futuro non abita qui. Cosa significa? Che un giovane su 3 sogna di andare all'estero. Dopo la pausa dovuta al Covid è ripartito l'esodo degli under 34. In un anno 50.000 espatri, il 43% di loro ha finito l'università. Qual è la prima motivazione per cui appunto si va fuori e soprattutto non si vuole tornare in Italia? Il 50% dice non ci sono le stesse opportunità di lavoro. Grazie a te, a Emanuela Angelo. Corsi, l'appuntamento anche con te per domani. Noi come sempre